Volevo salvarmi. Non volevo morire. Volevo scappare e salvarmi. Non avere freddo e morire nell'acqua ghiacciata ed essere inghiottita dalla notte e non sentire più le gambe e poi svenire e pregare e aprire gli occhi e sentire che è troppo, non resisto più, non ce la faccio. Ho faticato. Ho gettato le braccia nell'acqua gelida e scura e l'acqua era una spada che mi feriva e il corpo provava a ribellarsi e poi ha smesso di rispondere e i muscoli l'hanno capito prima di me e mi hanno abbandonato e quando non avevo più forza mi sono lasciata andare. Me ne vado giù, a fondo. La senti, la mia voce, signor Khaled? Tu ti ricordi chi sono? Ti ricordi chi ero? Sono Fouzier, la siriana di Homs. Tu mi hai mandata a morire. Stringo mio figlio tra le braccia. Amore mio, tieniti a me. Siamo partiti da così poco, signor Khaled. Un'ora forse? Forse meno. La vedo la riva mentre la barca affonda. La vedo. Quelli sotto in stiva gridano, gli manca l'aria. Aiutateci, aiutateci, gridano. Entra acqua e manca aria, entra acqua e manca aria. È il motore che si spegne e dall'acqua intorno odore di benzina e la barca va giù con noi dentro e le famiglie nella stiva che gridano e la barca si piega e chi ha forza si aggrappa alla parte che ancora galleggia e chi non può si tuffa in acqua e il barcone si piega di più e più si piega e più gridano dalla stiva: mamma ho paura, mamma ho paura. Tutti i bambini, decine di bambini insieme, mamma ho paura. E mi tuffo anche io. E ho solo buio intorno, signor Khaled. E ci sono corpi che mi tirano giù, mi spingono, si aggrappano a me, che stringo mio figlio. Mahmoud, marito mio, dove sei? Dove sei, Mahmoud? Sei appeso in mezzo a quei corpi attaccati al legno. Tutti pensavano a salvare se stessi. Nessuno salva nessun altro in mare. Signor Khaled. Bilal si tiene stretto al mio collo, mi dice: mamma, moriremo. E io dico: no, Bilal, no, ce la faremo. Mamma te lo promette, stringiti forte. E strillo aiuto, e non c'è nessuno intorno. Bevo acqua salata e anche Bilal beve acqua salata. Poi lo stringo forte e lui si calma, mi dice: mamma, voglio dormire, mamma ho sonno, mamma sono stanco, aiutami. Allora io urlo il suo nome per tenerlo sveglio. Urlo Bilal, Bilal. E non lo lascio dormire, signor Khaled. Chi dorme muore. Gli do schiaffi sulle guance, gli do schiaffi e lo tiro verso l'alto, ma non ho più forza. Aspetta, figlio mio, aspetta, arriva, dormirai. E non ho più forza, non ho più fiato. Mi aggrappo a qualcosa. Cerco dei pezzi di legno, pezzi di barca, un asse, una tavola, qualcosa a cui appoggiarmi. Muovo le mani, sono confusa, ho paura. Vedo delle sfere, come cose. Cosa sono? Sono boe, Bilal. No, non sono boe. Sono teste. Sono morti. Bilal chiude gli occhi, anche io chiudo gli occhi. Non ce la faccio, Bilal. Mamma non sente più le gambe. Non sento più le gambe, piccolo mio. E quanto tempo è passato? Un'ora, un giorno? Perché siamo qui, Bilal? Dov'è tuo padre? Dove sono i tuoi fratelli? Le pompe, la casa. Casa non c'è più. La mamma ti salva, la mamma ti porta al sicuro. C'è il mare di mezzo, ma poi c'è la vita nuova che ti ha promesso papà, i libri, una camera calda, niente bombe, nessuna fuga e un giocattolo, sì. Mamma non ce la fa più, Bilal. Il mare diventa nero. Il mare non è vasto. Il mare si stringe. Il mare è un tunnel. Strillano ancora, strillano tutti. Mamma non ha più fiato. Non riesco a strillare, Bilal. No, Bilal, non scivolare, amore mio. Reggiti a me, non andare giù. Se vai giù, la mamma ti segue per sempre. Siamo andati giù, signor Khaled. Come va giù una cosa che muore?
Smettila di torturarmi il sonno crudele di una siriana. Non ne posso più di sentirti gridare aiuto, aiuto. Sono 3 anni che gridi aiuto. Sono stanco della tua voce che mi opprime e mi perseguita. Sei morta, donna, morta! Affogata nel mare libico, signora Fousier. Lo sapevi che in mare si può morire? Lo sanno tutti che in mare si può morire. Ve l'avevamo detto. $500 in più e c'è il salvagente per tutti. Troppo costoso, ha detto tuo marito. Abbassa il prezzo, Khaled. Di chi è la colpa allora, signora Fousier? Noi ve l'avevamo detto, più paghi, meno rischi. Hai dimenticato come imploravate di partire? Non ti ho ucciso io. Non sei morta per colpa mia. Quindi smettila e fammi dormire. Era novembre. E il mare a novembre è di malumore. Gli intermediari siriani continuavano a chiamarci: forza ragazzi, dai, fateli partire, il tempo reggerà, organizzate questa barca. E Hussein proprio non sopportava le persone insistenti, voleva liberarsi di quel carico. Mi disse: facciamoli partire, pioggia o non pioggia, vento o non vento. Vai allo stoccaggio merci di Garabulli, occupati dei siriani, poi divideteli in 3 camion, portateli al solito posto, aspettate lì. Khaled mi disse: ti ritengo responsabile di tutto il carico siriano. Sono quelli più ricchi. Non farli rapire, non farti beccare. Vedi di non fare cazzate, Khaled. I siriani erano in un capannone in campagna, 10-15 chilometri dalla costa, un capannone bianco, senza finestre, 2-3 aperture all'altezza del soffitto con delle grate. Il portone bloccato dall'esterno con una trave di legno chiuso da 2 lucchetti. Stavano lì da 2 settimane, più o meno. I ragazzi passavano a portare da mangiare e l'acqua tutti i giorni. I siriani pagano di più. Trattamento 5 stelle. Ce lo insegnava Hussein. Falli mangiare il giusto, falli arrivare a Lampedusa. Quelli possono pagare anche 2.500 euro l'uno. Non come i negri che chiedono lo sconto. Ma che sconto vogliono? Ma resta a casa tua. Se vuoi lo sconto te lo guadagni. Ti faccio lavorare, ma gratis. Siamo andati nel capannone con una macchina davanti a controllare la strada e 3 camion dietro. C'era il guardiano fuori. Dormiva su una brandina di rete metallica mezza arrugginita. Accanto a lui una tanica d'acqua. Svegliati! Perché la tanica d'acqua è qui? Ti avevamo detto di darla ai siriani, dentro. Non volevano pagare, ha detto lui con la bava del sonno ancora agli angoli della bocca. Ma pagare cosa? Maledetto, pagare cosa? Per i siriani questa regola non vale. Devono mangiare, devono bere, devono prendere aria. I bambini nel capannone piangevano, si sentivano le voci dall'esterno. Siamo entrati e c'era questa ragazzina che non parlava, gridava e basta. Un unico suono, un grido. E il fratello che diceva: ha paura del buio, qui dentro è sempre buio. E poi si lamentavano della puzza. C'era un bagno solo, che non era proprio un bagno, era un buco sul pavimento. E quel tipo di Aleppo lì, il dottore, che continuava a protestare: dobbiamo lavarci, è una prigione, peggio di una cella, i bambini, come facciamo con i bambini? Ma chissà che cosa pensava questo, Scappava dalla guerra e pensava di venire qui in vacanza. E poi mi si è avvicinata la donna, Fousier, la siriana di Homs. Signor Khaled, per favore, dateci i salvagenti. Quando arriveremo in Europa le manderemo dei soldi, ora non ne abbiamo, vi abbiamo dato tutto. La prego, Allah la proteggerà e lei proteggerà noi, signor Khaled, i salvagenti, per favore, almeno per i bambini. No, niente da fare, donna. Le regole sono uguali per tutti. Se pagate, ci sono i salvagenti. Se non pagate, niente. Ma stai tranquilla, Fousier. Tanto voi avete i posti in prima classe. Ponte. Sarete i primi a vedere Lampedusa. E insomma, li abbiamo divisi in 3 camion. Siamo andati verso la spiaggia. Un paio di chilometri prima della spiaggia abbiamo parcheggiato i camion, diviso i siriani nelle macchine per attraversare la collina e guidare sopra i rovi e lasciarli nascosti nel bosco fino a notte. Un ragazzino
mi ha detto: la sabbia è luminosa. La sabbia era luminosa, veramente. E il mare era di 100 blu diversi. L'ora preferita di mio nonno. L'ho pensato, e mentre lo pensavo avevo già cacciato via il ricordo. Li abbiamo lasciati lì, seduti in mezzo alle piante, siamo andati a mangiare un dentice ciascuno, e la ciorba, la zuppa e qualche birra, qualcuna di troppo, e siamo tornati verso mezzanotte. Cantavamo una canzone di Eminem, My Name Is. Me lo ricordo. Siamo tornati e la sabbia non era più luminosa, il mare era diventato buio. Abbiamo camminato con le torce fino alla riva, c'era il gruppo dei negri, quelli senza un soldo, e gli eritrei e i nostri siriani, in tutto 350. I gommoni erano pronti per fare avanti e indietro dalla riva fino al barcone di legno. 18 metri di barca, blu con una striscia bianca e sottile. Il pescatore ha voluto 150.000 dinari per quel barcone, almeno così aveva detto Hussein. Aveva detto che valeva i 150.000 dinari, anche se era ridotto male, che ne avremmo caricati 300, era merce buona, un carico ricco, con 100 siriani. Abbiamo caricato i negri. Quelli vanno in stiva. C'erano un po' di bengalesi e pakistani, in stiva pure quelli. Devono entrarci tutti, metteteli stretti i negri, e se non entrano, fateli stare in piedi, devono entrarci tutti, diceva Hussein. E poi toccava agli eritrei e ai siriani. Quelli si lamentavano appena toccavano l'acqua. E Hussein in più gli ha detto di mollare tutti gli zaini. Niente borse, niente buste di plastica, niente sacchi, lasciate tutto a riva. Le donne piangevano. I miei documenti, i documenti dei figli, ci sono i telefoni, lasciateci un po' di soldi, telefoni almeno, lasciateci qualcosa da mangiare, acqua per favore, acqua per il viaggio, dobbiamo mangiare. E Hussein si innervosiva. Niente, ho detto niente, lasciate tutto giù a riva, chi ha pagato per mangiare mangerà. E poi arriva la siriana, Fusier. Ha cominciato a strillare verso il marito che non voleva più partire. Non voglio, Mahmoud, non parto, ho paura, troppo pericoloso, non partiamo, ti prego, restiamo qui, pensa ai bambini. E il marito le diceva: cara, abbiamo pagato, dobbiamo andare. E quella no, gridava che il barcone no, lei sul barcone non ci sarebbe salita, che li avevamo tenuti nel bosco lontani di proposito per non fargli vedere il barcone, che se l'avessero visto non sarebbero partiti mai, non avrebbero pagato mai. E continuava a strillare, e più strillava più si agitavano anche le altre donne, e i bambini strillavano più di lei. E allora Hussein si è veramente innervosito e ha sparato in aria: salire! Senza rompere le palle! Di corsa! Fusi ha buttato a terra quello che aveva con sé, si è tolta le scarpe e ha smesso di piagnucolare. Con i bambini in braccio, l'acqua che arrivava alla pancia, camminava anche lei con gli altri siriani, zuppi, prima di salire sui gommoni e poi via, mezzo miglio più in là, sul barcone. Ci abbiamo messo 2 ore a caricarli tutti. Hussein ha lasciato il satellitare, il Turaya che avevano pagato i siriani e il GPS a un tunisino, un pescatore, uno che voleva arrivare a tutti i costi in Italia gratis. Ma sì, conosce il mare, parla inglese. Tanto se va male arrestano lui, il capitano tunisino, e rideva. Se siete in pericolo, chiami questo numero e dai la posizione che leggi sul GPS. Ma quello si è guardato intorno, ha visto il barcone carico di gente, guardava le donne, guardava i bambini e poi ha detto: signor Hussein, io non posso. Io non sono capace. Ho sbagliato, signor Hussein. Io non posso, io non sono capace. Allora Hussein l'ha preso per il collo, gli ha spinto in gola la canna della pistola e gli ha detto: tu guidi questo cazzo di barca e chiami il numero dei soccorsi. E così sono partiti. Le 2:30 di notte. Siamo tornati a riva. Hussein ci ha fatto vedere la catena d'oro che portava al collo. 18 carati, 10 negri. E rideva. Volevo fumare. Ho acceso una sigaretta sulla riva, mi sono reso conto che ero bagnato fino alle ginocchia, ho guardato le onde e ho detto: il mare è pericoloso stanotte. Si alzano onde alte più di mezzo metro. Guarda che schiuma, siamo solo a riva. E il vento soffia forte a sinistra. Hussein, chiama il tunisino.
chiedi se è tutto a posto. Ma lui non mi ascoltava. Faceva i conti ad alta voce. Tra negri che pagano poco e gli eritrei che hanno lo sconto. Però diciamo che i siriani sono 180.000 dollari. Se consideriamo lo sconto per i bambini, togli 150.000 dinari per la barca, gli intermediari, 25.000 dinari alla guardia costiera, che comunque è troppo, la prossima volta a questo Issa lo spaventiamo e basta. Togli la benzina, acqua, cibo, il telefono, restano 70.000. È un buon carico. Un buon carico. Altro che catena d'oro. Mi compro la gioielleria se continua così. Sulla prossima ne facciamo entrare 500. E io pensavo non ci sarà una prossima volta. E gli altri ridevano, gonfi di birra. Squilla il telefono. È il tunisino. Signor Hussein, imbarchiamo acqua, aiutateci, c'è acqua, tutti urlano, moriremo. E Hussein ha cominciato a strillare anche lui. Porco di un pescatore, ci hai dato una barca di legno marcio, domani lo ammazzo, così mi rovino la reputazione. E intanto sentivo gridare il tunisino al telefono. Affondiamo, signor Hussein, cosa faccio? Quelli in stiva muoiono, prendono a pugni la barca, che faccio? Muoiono, aiutateci. Allora Hussein ha detto, dai, andiamo a vedere. E siamo saliti tutti 8, sullo Zodiac. E più ci muovevamo, più le onde diventavano alte, più il vento diventava forte e sentivamo le persone urlare e disperarsi. Ho detto, Hussein, qua negano tutti. Chiamiamo Issa, la guardia costiera, chiamiamo, sono 300. Stai zitto, Khaled, e guida. Avremmo dovuto spegnere il telefono quando sono partiti. La prossima volta facciamo così, non dimenticarlo. Qui stiamo solo perdendo tempo. Una volta che hanno pagato e sono sopra, stop, non sono più affari nostri, sono nelle mani di Dio. Gli facciamo attraversare una porta, ma una volta che l'hanno superata, stop, non è più affare nostro. Non metterti a frignare pure te. Tutti pensano a salvare se stessi. Nessuno salva nessun altro in mare. Non ho mai creduto al mare. Quando eravamo bambini ci insegnavano a non fidarci di 3 cose: i cammelli, i negri e il mare. Il cammello non dimentica mai e non perdona mai. I negri sono fatti con un quarto di cervello, testardi e ingrati. E il mare. Nonno diceva che il mare ha bisogno di anime e le chiede e se le porta via. Le braccia si alzavano dall'acqua, le teste apparivano e scomparivano. Avvicinati di più, mi ha detto Hussein. Così ho fatto. E una donna dall'acqua gridava: prendete almeno mio figlio, salvate almeno il bambino. E mi è sembrato che fosse la voce della siriana, la voce di Fouzier, quella di Homs. E mi è venuto in mente che all'ospedale da campo, durante la rivoluzione, Murad una volta mi disse: finché urlano sono vivi. Non ti curare di chi urla, prenditi cura di chi sta zitto. E allora io mi ripetevo: finché urlano sono vivi. Finché urlano sono vivi. E poi hanno smesso di urlare. Hussein ha detto: torniamo a riva. E così ho fatto. Mentre le teste andavano giù come una cosa che muore.